Bilanci 2012 da chiudere, sembra proprio un'impresa impossibile. Ecco, siamo qui anche stamattina a dare indicazioni, a riflettere sulle cose da fare, sulle cose che non dobbiamo assolutamente sbagliare di fare, ma siamo qui a constatare una situazione che si è creata, che è veramente una situazione insostenibile. I bilanci 2012 in molti casi, in molti comuni non saranno in equilibrio per via di tagli che sono stati che non sono stati comunicati e che comunque esistono, tagli sui fondi di equilibrio, e la spending review che si è aggiunta, che aggiunge altri ammanchi al bilancio. I comuni sono in una situazione che non possono più reggere, ma questo l'abbiamo detto tante volte, ma guardate, in questo momento è la realtà. Sappiamo che per l'anno prossimo, oltre ai tagli già subiti, avremo altri 2 miliardi e 100 da tagliare. Siamo in condizioni in questo momento di dover fare richieste ulteriori ai cittadini, quindi dovremo cambiare le aliquote dell'IMU oppure della addizionale IRPEF. Questa situazione non l'abbiamo voluta noi, non l'abbiamo creata, anzi da anni stiamo tagliando. Io credo che ci sia bisogno di una riflessione da parte dello Stato per quanto riguarda le spese che vengono fatte da altri enti. Abbiamo l'evidenza in questi giorni che ci sono ancora enti, le regioni in particolare, che hanno soldi da buttare via. I comuni non ne hanno più. Prospettive sempre meno rosee, quindi, però lei lamenta anche una mancanza di responsabilità da parte delle istituzioni superiori? No, io dico che c'è da distribuire il peso della crisi. Allora, se la cosa si distribuisce, se il peso della crisi si distribuisce in maniera equa, si può sopportare, altrimenti troppo peso sui comuni e troppo poco peso su altre istituzioni non può andare bene. Perfetto, grazie mille.